Eccoci, benvenuti a una nuova puntata della nostra storia. Siete pronti per un viaggio nel passato per capire il presente e magari progettare anche il futuro? Come sempre gli ospiti di questa puntata. Inizieremo con un volto storico non solo della DC trevigiana e veneta, ma anche dell'area di Riesi Pio X dell'Asolano, tanto per intenderci. Poi proseguiremo invece con un veterinario che poi è diventato sindaco a Vittorio Veneto. Tutto questo naturalmente dopo la sigla. Ecco Giovanni Paolo II, salutato da un applauso, da urla di gioia del pubblico che molto compostamente ha aspettato questo momento. E in questo momento ha toccato la terra di Papa Sarto e di San Pio X. Ecco i saluti alle autorità. Ora dovremo sapere se il tragitto che divide l'elicottero dal santuario dove il Papa saluterà alcuni ammalati, alcuni infermi, verrà effettuato a piedi o con la consueta jeep del Vaticano. Giovino Favaro, lei era quello con la fascia alla vita, sindaco di Riesi Pio X in quel 1985. Cosa si ricorda? Beh, io ero sindaco, ma ero sindaco per la verità già decaduto perché ero diventato consigliere regionale e c'era l'incompatibilità. Comunque i miei consiglieri non hanno eletto il successore finché non fosse arrivato il Papa, in quanto noi per la visita del Papa, a parte le visite fatte assieme a Monsignor Liessi, assieme a qualche altro prelato a Roma per insistere perché il Papa venisse, eravamo da 7-8 mesi in grande fermento. Ed era un fermento, per carità, di iniziative urbanistiche, nel senso bisognava sistemare bene il paese, ma era anche un fermento di carattere culturale. Cioè... Allora, intanto che lei continua a parlare, facciamo vedere subito l'inserto 02 Alessandro, perché abbiamo proprio Riese che aspetta il Papa nell'84. E lo dicevamo, vi dovevate preparare. Dovevamo prepararci sì dal punto di vista urbanistico, ma anche dal punto di vista culturale. Noi abbiamo approfittato di questo centenario della nascita di Pio X per riscoprire la figura di Pio X con cose che sembravano possibili anche perché in quel momento si aprivano gli archivi vaticani e volevamo dimostrare l'attualità di Pio X e la modernità anche di Pio X contro tutta una narrazione della cultura italiana, basta leggere i testi di storia, che dice che Pio X era un reazionario, tutto sommato, uno che poi non aveva neanche una grandissima cultura. Noi invece abbiamo voluto scoprire la figura di Pio X, mobilitando non soltanto l'ambiente ecclesiastico, ma l'ambiente culturale. E la prima iniziativa è stata un grosso convegno organizzato dalla provincia di Treviso, allora presidente era Beppi Marton, un grande convegno fatto con 3 professori universitari, tra cui c'era Pillinini, Zalin, eccetera, e poi quel più grande storico della Chiesa che era un belga, che era Aubert. Abbiamo voluto scoprire qual era l'ambiente in cui Pio X si era formato, qual era la cultura di Pio X, qual era il legame col territorio di Pio X e soprattutto che ruolo aveva avuto all'interno della Chiesa. E in quel momento suscitò grande interesse nel mondo della cultura questa relazione fatta da questo grande storico della Chiesa, Aubert, belga, appunto, il quale ha terminato la sua relazione molto documentata dicendo Pio X fu un papa innovatore, il più grande riformatore della Chiesa contemporanea. Questa è stata la finale per dire no, non era un reazionario. E da lì poi è partito tutta una serie di studi e di pubblicazioni. Quindi quando il Papa arriva noi eravamo molto preparati. Tra l'altro poi abbiamo voluto mostrare
e l'avevamo anche fatto capire alle persone vicine al Papa come c'era anche una certa consonanza e una certa uniformità di intendimenti, una certa uniformità di modo di pensare con Papa Wojtyla. Papi appunto molto preoccupati della Chiesa, dell'organizzazione ecclesiastica, preoccupati dei dogmi, ma anche molto vicini al popolo e alle sue esigenze. Questo era Pio X. E dimostrare anche un'altra cosa, che Pio X è il frutto più bello, più maturo del cattolicesimo veneto, che non è un cattolicesimo di devozione, che non è soltanto un cattolicesimo di processioni a cose esteriori, ma è un cattolicesimo molto legato all'ambiente, molto preoccupato del bene della gente, legato alle esigenze dei cittadini veneti, con i preti che erano i primi che vivevano accanto alla loro gente, soffrendo con la loro gente e patendo con la loro gente. Tra l'altro poi questa scoperta dei preti veneti, ha insistito molto su questo aspetto anche uno scrittore veneto che non era senz'altro cattolico, il quale dice chiaramente che i preti veneti erano il frutto della loro gente e vivevano accanto alla loro gente soffrendo con la loro gente. Beh, devo dire che qui in questo inizio, in questa sorta di cappello possiamo fare 15 puntate perché ognuna ha una storia a sé e quindi grazie intanto per aver cominciato così perché qui possiamo veramente intraprendere mille discussioni che partono dal passato, arrivano al presente e guardano anche il futuro perché voi vi siete preparati così. Adesso che torna il Papa, che tornerà il Papa qui in questo territorio, come la vede questa preparazione? E che consiglio può dare a chi sta organizzando questo nuovo viaggio? Ma io non do nessun consiglio, non me l'ha neanche chiesto poi nessun consiglio. Mi pare che è una preparazione un po' più corta, mi pare, no? Da noi siamo partiti, cioè il discorso del tentare di far venire il Papa è venuto dopo, cioè prima noi avevamo tentato la riscoperta della figura di Pio X di fronte, perché c'era questo anniversario, questo centenario appunto della nascita di Pio X e si dice tentiamo di riscoprire la figura. L'idea di far venire il Papa è venuta dopo che noi avevamo iniziato questo lavoro di riscoperta. Quindi con i convegni che sono stati fatti prima e dopo, noi abbiamo fatto questo convegno sulla figura di Pio X, ma poi per esempio a Castelfranco è stato fatto un convegno sul Veneto ai tempi di Giuseppe Sarto e come Giuseppe Sarto era legato appunto alla storia locale. Poi sono stati pubblicati dei libri, tra l'altro, e alla fine da questo grande lavoro. E io ci ho tenuto a una cosa, tra l'altro, perché quando si parlava col clero dicendo e adesso facciamo in modo che ci sia uno studio su questo argomento, veniva sempre fuori qualche studioso che magari era legato al clero, che era prete, eccetera. Io lì mi sono opposto. Ho detto, ma perché non chiamiamo qualche laico a parlare di Pio X finalmente? Vedere qualche studioso del movimento cattolico veneto. Adesso quando parli di movimento cattolico la gente non sa neanche che cosa sia. Esatto. Ecco, questo qua non si sa. Diciamolo che cos'è il movimento cattolico. Cioè, era in pratica la vita del popolo veneto che si manifestava in 1000 organizzazioni, in 1000 cooperative. Pensiamo che a Vedelago c'erano 7 o 9 cooperative, tutte quante guidate, nate attorno alle canoniche. Ed era la cooperativa edilizia, era la cooperativa che poi è diventata Banca Popolare, era la cooperativa agricola, era la cooperativa per i trattori agricoli, eccetera. Ed era la cooperazione che ti permetteva di fare degli investimenti perché da solo non andavi da nessuna parte. La cooperazione che ci permetteva di fare investimenti, ma era anche studiare l'ambiente e proporre all'ambiente delle soluzioni. Io ho avuto poi occasione in una di queste cooperative, casualmente, adesso mi pare che recentemente hanno fatto i 150 anni della latteria di Pieve di Soligo. Sì. Ecco, in quel momento là, quando hanno fatto, vedi quanto vecchio sono, quando hanno fatto i 100 anni, da un amico sono stato e dice, ma perché dice, non mi dai un'idea per capire che cos'è questa cooperativa di Pieve di Soligo?
E in quel momento ero ancora un giovane professore e sono andato a trovare il mio bibliotecario, poveretto morto in maniera tragica, che era Lucio Puttin. Lucio Puttin, e dico: Lucio, ma qui c'è qualcosa su questa nascita della cooperativa della latteria di Pieve di Soligo. E Lucio mi ha messo a disposizione le relazioni a tutti i bilanci della latteria di Pieve di Soligo, che ha 150 anni. Le cose che io ho letto sono di una modernità, sono la fotografia del Veneto, cioè il presidente della cooperativa, che in quell'epoca, che è appena nata, vendeva il burro al Ponte di Rialto e mandava il burro a Costantinopoli attraverso le Regie Poste, fanno queste relazioni. E il presidente della cooperativa che dice: guardate che stiamo scoprendo che in America stanno coltivando il grano alla grande, ricordatevi che tra qualche decennio il nostro grano non varrà più niente, dobbiamo cambiare le nostre culture. Questo è quello che dice. Questo è il presidente della latteria che dice: dobbiamo fare la briglia sul ponte, sul Soligo, la briglia per ricavare l'energia elettrica. E dice: la facciamo al doppio della portata richiesta, perché verranno anche altre industrie e si appoggeranno alla nostra briglia. Anche questo, o quando dice, dopo la prima guerra, dice: ci hanno distrutto tutto, chiederemo il contributo a Roma per metterci a posto, se il contributo non viene, come al solito ci arrangeremo. È di una modernità di una modernità eccezionale, cioè è lo spirito veneto, è la mentalità dei veneti, è la mentalità dei veneti che dicono: rimbocchiamoci le maniche, no? Rimbocchiamoci le maniche e partiamo, poi vediamo se lo Stato interviene o no. Ma era l'eredità della grande Repubblica Veneta, che per gli studiosi dicono: Venezia, quando ha occupato la terraferma, i Veneti sono stati sotto Venezia per 400 anni, non per 1100 anni. Quando ha occupato la terraferma, dicono gli storici, non ha amministrato, ha governato. Venezia ha lasciato che i Veneti continuassero a governarsi attorno ai loro campanili, attorno alle loro parrocchie, e garantiva che le usanze che avevano fossero rispettate. Questa è la realtà. Ma Venezia non è mai intervenuta nelle scelte particolari della gente di periferia. E i veneti hanno imparato, questo ci distingue da tutto il resto dell'Italia. Senta, però adesso io le faccio una domanda un po' polemica. Lei è stato poi giù a Roma, ha fatto il senatore della Repubblica. Queste cose giù a Roma le capiscono? No, ma non le capiscono neanche i veneti adesso. Non lo capiscono neanche adesso i veneti. Ma tu pensa... allora, a questo punto l'autonomia del Veneto? Possiamo parlarne un'altra volta. No, io perché dobbiamo ancora parlare del Papa. Ma tu tieni conto che la prima grandissima autonomia, riforma in senso autonomistico che è stata fatta in Italia, l'ha fatta Latina Anselmi con la riforma della sanità. La nascita delle ULSS? La nascita delle ULSS. Quindi le regioni sono autonome. Ma quando appena fatta la riforma, se tu ricordi, che governavano le ULSS erano i sindaci, le riunioni dei sindaci. Esatto. Oggi l'autonomia delle ULSS e i sindaci non contano più niente, e l'autonomia invece e le varie ULSS vengono governate direttamente dalla Regione Veneto. Cioè in pratica il presidente, poi per carità con la giunta, con i partiti che ci sono, nomina l'amministratore dell'ULSS, il quale risponde soprattutto al presidente della regione. Non i sindaci. Non più i sindaci, non contano più. Cioè la riforma è stata totalmente deformata, la riforma proposta da Tina Anselmi è stata totalmente deformata e disattesa. Abbiamo semplicemente, lo dico, abbiamo semplicemente sostituito il centralismo regionale al centralismo dello Stato, questa è la realtà. Senta, allora io devo parlare del Papa stavolta, quindi torniamo al Papa, perché altrimenti qui rimaniamo non stasera, altre prossime 3 serie in contemporanea. Allora torniamo al Papa e andiamo a sentire cosa diceva invece il vescovo Monsignor Mistrorigo proprio in attesa del Papa il 6 giugno dell'85, cioè poco prima che arrivasse l'elicottero. Sentiamolo, sì. Poi lo commentiamo.
È un'attesa incredibile, qui la gente compostissima attende il Santo Padre, che impressione ha? Proprio, l'impressione è buona, ha incominciato proprio questa mattina, quando il cielo ha voluto aprirsi per darci spiragli di speranza, no, e adesso abbiamo il sole che scotta. È un simbolo anche questo? Anche questo è un simbolo. È un augurio. È un augurio. E poi la gente, all'aeroporto dovevano essere 6-7 persone. 6-7 erano appena 3-4 mila, via. Ecco sì. E qui mi pare, E chi li tiene? qui mi pare che le persone sono già molte. Questo è proprio un segno. È un segno che fa bene sperare, cioè che produca anche bene. Che produca anche bene. Perché noi viene per curiosità, Pronto. vuol dire che ha qualche motivo più Certo. profondo, in fondo abbiamo che fede, perché sì, questa se no non vegneria. Vegneria, sì. C'è una Nessuno- compostezza religiosa, quasi appunto, ci si trovasse in chiesa. Proprio. Sì, non è un'attesa come un avvenimento sportivo, Appunto. No, no. oppure una Quando si cosa tratta teatrale. dell'attesa di Bruxelles. Ecco, la battuta non è l'attesa di Bruxelles, è un'attesa religiosa e composta. Era anche vero, sì, è vero, cioè Pio X, io l'ho detto quando ho accolto il Papa, ho fatto anche un discorso davanti alla casa di Pio X, dico qui in Veneto non c'è un paese in cui non ci sia, o in provincia di Treviso al Mango, non ci sia via Pio X, questa è la realtà. È un Papa conosciutissimo, un Papa stimato, un Papa che allora portava a Riese un discreto numero di pellegrini. Questa è la realtà. Le parrocchie, molte parrocchie, annualmente facevano allora, qualcuna anche adesso, annualmente il pellegrinaggio a Riese Pio X. Era un Papa poi su cui da qualche tempo si discuteva. Per la verità era successo un fatto che aveva mosso anche la stampa. Era uscito un articolo su una rivista femminile che metteva in evidenza alcuni dei limiti e dei difetti di Pio X. Non domandarmeli che adesso non li ricordo neanche bene. E questo articolo è stato molto criticato, ma poi qualcuno ha detto guarda che non è stato questo, ha preso semplicemente alcune testimonianze che sono state dette durante il processo di canonizzazione di Pio X. Quindi tutti i santi hanno qualche difetto, tutti i santi hanno qualche limite, forse anche Pio X aveva qualche limite, ma in realtà, visto oggi, sono più segni di modernità che limiti, a mio modesto avviso. Questa è la realtà. Però questo giornalista, che era un giornalista veneto, è stato un po' ostracizzato da parte del clero veneto, e dopo è venuto fuori anche un volume, anzi 2 volumi, con tutte queste testimonianze, e quindi si era acceso un po' in chiave anche scandalistica un certo interesse attorno alla figura di Pio X. Dopodiché ci sono stati tutti gli articoli dei libri, tutti i libri e dopo gli articoli che sono venuti fuori, quindi era un Papa che stava interessando alla gente ed era un Papa che poi godeva anche di molta devozione in giro, soprattutto nel mondo, soprattutto tra i migranti. No? Pio X è il Papa Veneto, il Papa che rappresenta il Veneto all'esterno. Io faccio presente che il suo nome nella storia della cultura veneta, quel volumone, l'opera in 15 volumi che è stata pubblicata anni fa, Pio X viene citato molte volte come rappresentante di questa cultura. Pio X voleva che i cattolici si impegnassero in politica, Ecco, voleva che lavorassero, cioè, e lui quando diventa Papa si trova di fronte a questo diktat del predecessore e non è spedite. Diceva, siccome questi governatori dell'Italia hanno conquistato lo Stato Pontificio per unificare l'Italia, sono tutti scomunicati, voi cattolici non potete partecipare a fare politica, no, non è spedita, non è opportuno che facciate politica. Pio X, che fa parte del mondo veneto, dice come? Li tenete fuori dal governo della società, non faranno politica a Roma, ma qui la devono fare. E quindi dice, voi cattolici vi dovete impegnare nei vostri comuni a fare i sindaci, eccetera, vi dovete impegnare. Senta, scusi, ma è adesso che la Chiesa invece ha fatto un passo di lato nella politica?
Ben malimita, no, non è mica che abbia fatto proprio un passo di lato. Adesso abbiamo finalmente un Monsignor Zuppi che è tornato a muovere anche ad altissimi livelli, cioè un intervento della Chiesa in azioni. Qualche anno fa, sì, non vedevamo una forte presenza della Chiesa, soprattutto poi nell'ambito appunto di decisioni laiche. Tu sai, si era parlato moltissimo di ricomposizione dell'area cattolica in politica, no? La ricomposizione dell'area cattolica in politica si è spappolata, ne parlava molto padre Sorge, direttore di Civiltà Cattolica, ma originario da Castelfranco, sempre che è vissuto a Castelfranco Veneto, metà Castelfranco, metà Vittorio Veneto, ne parlava padre Sorge. Quindi dell'impegno in politica, e i preti veneti si sono sempre impegnati in politica. Adesso? Ma pensa anche, è morto Monsignor Bettazzi, esatto, qualche giorno fa, vescovo di Ivrea, impegnatissimo in politica, è quello che si è tanto impegnato che addirittura ha istituzionalizzato il suo rapporto, ha scritto una lettera a Berlinguer, è stato un po' isolato per questo motivo all'interno del mondo cattolico, per cui non l'hanno mai fatto cardinale. E Bettazzi era originario di Treviso, era nativo di Treviso. Però adesso, cioè l'impegno, cioè se Pio X diceva vi dovete impegnare in politica, adesso la Chiesa dovrebbe continuare in questa strada qua o fare il passo di lato come ha fatto diciamo qualche anno fa, per non dire qualche decennio fa? Anche qui è stato interpretato in maniera diversa. Uno non ha mai impedito che i cattolici si impegnino in politica. 3 volte ha tentato anche di condizionare questi cattolici impegnati in politica. Moro è stato criticato quando a un congresso ha detto la politica ci dà i principi, ma quando noi cattolici operiamo in politica rispondiamo alla nostra coscienza e non accettiamo i principi, no? Noi accettiamo i principi ma non l'intervento specifico sul fatto. E lì si è rotto un po' il legame, no? Lì si è rotto un po' il legame. Ma non è che la Chiesa dica non interessatevi di politica e rispettate anche quali sono i principi della politica. Ci sono le encicliche sociali della Chiesa, anche più recenti, alcune poi scritte di mano sua da un trevigiano che era Monsignor Pavan. Le encicliche che dicono impegnatevi in politica, non è che dica non impegnatevi in politica e ricordatevi che siete cattolici cristiani e che c'è una dottrina cristiana della Chiesa. Quindi possiamo dire che anche adesso, se magari in maniera meno evidente rispetto a quando c'era la democrazia cristiana, la Chiesa comunque si impegna nella politica? Si impegna sì nella politica. Ma però si vede molto meno. Questo Papa qua si impegna in politica come si impegnava Giovanni Paolo II, si è interessato e come si è interessato delle cose di cara sua. Cioè se è caduto il comunismo con qualche anno di anticipo credo che sia merito anche suo. Però i cattolici veneti, per tradizione, i cattolici veneti si sono impegnati. Quando Pio X poi arriva a Venezia a fare il patriarca e trova un sindaco di sinistra, fa di tutto perché questo sindaco caschi e lo sostituisce con un cattolico di area cattolica, con un sindaco di area cattolica, facendo l'alleanza con le destre. E poi quando va a fare il Papa fa il patto Gentiloni con Giolitti per governare con la destra ancora. Quindi in pratica Pio X diceva voi cattolici impegnatevi in politica in ogni modo, insomma. Perché? Perché voi servite il vostro popolo. Cioè, è inutile che voi vi impegnate anche nelle cooperative, se poi quando si tratta di fare le scelte le fanno gli altri, se poi quando si tratta di amministrare i soldi veri e propri lo fanno gli altri. Quindi voi cattolici impegnatevi in politica nei comuni e poi alla fine si va che si impegnano anche, vengono a impegnarsi anche a livello nazionale, insomma, con passi graduali. Bene, adesso noi ci fermiamo con la pubblicità, ritorneremo parlando proprio di politica di un fanfaniano in mezzo ai Dorotei, dopo la pubblicità.
Le elezioni non sono passate invano perché la Democrazia Cristiana ha subito una flessione. Il voto regionale trevigiano assegna alla Democrazia Cristiana il 44,5% a fronte del 48,8% delle regionali delle politiche 87 e a fronte del 45,2% delle europee 89. Tuttavia la perdita della provincia di Treviso è maggiore rispetto a quella regionale. Invece che diminuire del 3,3%, in provincia di Treviso siamo diminuiti del 4,3%. Il Partito Comunista è crollato, il Partito Socialista è cresciuto moderatamente, ma soprattutto hanno avuto un boom Verdi e Leghe. Sale la Liga Veneta dal 3,7 delle regionali 85, dal 3,1 delle politiche 87, dall'1,7 delle europee 89, salgono al 5,9. Nel Consiglio regionale ci sono 13 partiti o movimenti, dei quali 8 con un solo esponente. Il dato è questo, preoccupante, grave, che deve far riflettere tutti e ciascuno. 1990 Piero Pignata, segretario provinciale della Democrazia Cristiana, e all'interno anche Giampiero Favaro, che poi diventò addirittura segretario regionale della DC. 2 anni dopo. 2 anni dopo. E quindi partiamo da qua per parlare di politica. Ci siamo lasciati parlando della presenza della Chiesa nella politica, ripartiamo parlando della Democrazia Cristiana, che era, diciamo così, la lunga mano della Chiesa in politica, che in questo momento comincia a, forse non proprio in questo momento perché continuava ad avere perdite di consensi, però da lì comincia la frana che porterà alla fine anche della Prima Repubblica. Cosa si ricorda di quel tempo e soprattutto quanto ci manca quella DC? Hai fatto una bella carrellata, ci manca tutto di quella DC. Ora, mi hai mostrato tutte le facce, non c'erano tutte, c'era Forze Nuove, c'era la base, c'erano i Dorotei, c'erano i Fanfaniani. Ora c'è... No, fermo. Allora, ricominciamo da capo. Per chi non si ricorda tutta quella strada lì, chi erano i Fanfaniani, chi erano le Forze Nuove, chi erano i Dorotei e che cos'era la DC? Quindi in Veneto c'erano le correnti democristiane, si dicevano, e venivano demonizzate, siete un partito diviso, eccetera. Eravamo fortunatamente un partito diviso, qui c'è Marino Corder che parla. Eravamo fortunatamente un partito diviso, si discuteva all'interno della Democrazia Cristiana, si litigava tranquillamente, normalmente si trovava anche il modo per... Questo è già Pietro Favaro con i baffi e gli occhiali. E i capelli un po', avevo un altro parrucchiere. Allora, dicevamo, Democrazia Cristiana. Ora il potere vero, chi lo gestiva in Veneto? Erano i Dorotei i capi. I Dorotei che facevano riferimento a Ferrari a Gradi, diciamo, no? Facevano riferimento poi a un certo punto a Bisaglia. Ed era Bisaglia il grande capo veneto. Di fronte alle sconfitte sarà Bisaglia quello che indica la strada per venirne fuori, che tenta di indicare la strada. Ed erano quelli del potere che gestivano il potere ed erano legatissimi anche al potere romano, perché i Dorotei erano in stragrande maggioranza anche a Roma. Poi c'erano quelli della sinistra democristiana, divisi in 2 correnti, che erano quelli di Forze Nuove con Guidolin ed erano quelli con la base, che era De Poli, e inizialmente Bernini. La crisi della Democrazia Cristiana... No, fermo, e poi c'erano i Fanfaniani. E poi c'erano i Fanfaniani, cioè eravamo noi che eravamo legati a Marino Corder, a Fabbri prima e a Marino Corder. E dove vi posizionavate? Di sinistra, di centro, di destra? Per i Dorotei mi pare di capire fossero di destra. I Dorotei di destra. Centrodestra. La sinistra era una destra, noi invece eravamo una destra, ma una destra sociale. Eravamo quelli sostanzialmente più legati al potere locale. Li trovi, Pavan che era il sindaco di paese, Fabbri che è l'inventore della Ascopiave, di tutte queste cose, no? BIM a Scoppiave. Trovi Marino Corder che era l'uomo dei sindaci, conosceva tutti in periferia, li seguiva tutti. Poi trovi i grandi sindaci, Brunetto, Frasson, Favaro, eccetera, che erano Facin, che erano tutti sindaci, che eravamo quelli del potere locale, quelli collegati con la base. E sì, le lotte erano qua. Poi è chiaro che erano anche lotte di potere, ma erano anche lotte di discussioni vere e proprie per venirne fuori. E c'era chi sapeva anche che aveva una cultura diversa, cioè noi eravamo legati ai Fanfani. Fanfani è quello che programma,
quello che prevede lontano, quello che diceva ai sindaci: dovete avere sempre un parco progetti, prima o poi i soldi li troverete sti soldi, ma dovete avere un parco progetti. E la stessa cosa poi c'era, ecco, la sinistra era per esempio Tina Anselmi con Domenico Sartor, sempre in baruffa tra di loro, perché erano uguali, perché erano tutti e due grossissime personalità e tutti e due legatissimi al territorio. Io ho un'esperienza con Sartor, non sono mai stato del suo gruppo assolutamente. Intanto stiamo vedendo un consiglio regionale dell'80. Questo? Sì, questo qua. Questo è il consiglio regionale dell'80. Allora, l'esperienza con Domenico Era Sartor. un'esperienza con Sartor. Quando verso la fine della mia amministrazione a Riese, 85, decidiamo che, 2 anni prima, decidiamo che con Castelfranco Veneto, diciamo il Brentella che irriga tutta quanta la nostra zona, il Brentella non irriga con l'irrigazione a pioggia tutti i nostri comuni di Castelfranco e di Riese. E quindi abbiamo messo dei soldi, 400 milioni Riese, 2 miliardi Castelfranco, e abbiamo detto che a quel tempo erano soldi. erano soldi, completiamo l'irrigazione. Naturalmente tiriamo fuori i soldi, ma il progetto chi lo fa? Andiamo al Brentella e diciamo: eccoli qua, 2 miliardi e 400 milioni, fateci il progetto. Il Brentella sarebbe il Consorzio Piave attuale. Consorzio Piave attuale, di cui è presidente Girolimetto e l'assessore di Castelfranco era ancora Girolimetto. E dopo 15 giorni ci chiamano e dicono: guardate che il progetto c'è già. E diciamo: c'è già il progetto perché? Perché Menego Sartor 20 anni fa, quando era presidente, aveva preparato il progetto. Quella famosa. Questa era la Democrazia Cristiana allora, quella che faceva i progetti, che guardava Questi avanti. erano i fanfaniani della DC. Questi erano i fanfaniani, non per niente a Pieve di Soligo viene fuori la latteria di Pieve di Soligo con il presidente che guarda avanti, no? Era questo modo di governare. Però nostro. qui noi abbiamo visto ad esempio un Carlo Bernini, abbiamo visto prima una Tina Anselmi e adesso vediamo un comitato regionale Veneto negli anni 80. Qui siamo a Castelfranco tra l'altro, quindi adesso vedrà sicuramente dei volti che riconoscerai sì. ampiamente, ma era la stessa, cioè l'idea di programmare, di vedere dopodomani, neanche domani, era comune di tutta la DC o era comune solo dello spirito dei fanfaniani? Cioè Queste sono sensibilità, credo. I fanfaniani erano legatissimi al potere locale, no? Ai comuni locali. Cioè tu fai conto che i Dorotei avevano la stragrande maggioranza, ma in Castellana, dove abitava Bernini non è mai riuscito ad avere la maggioranza, perché lì c'era un gruppo di sindaci, tutti legati al loro territorio, che erano impermeabili ad altri, ed erano i sindaci che legatissimi a chi? Ed era Marino Carlo Bernini. Erano legatissimi al loro territorio, ai programmi del loro territorio, si incontravano tra di loro, si univano per fare progetti. Adesso si dice facciamo il consorzio dei comuni. Quando io sono arrivato a fare il sindaco di Riese, quindi eravamo nel 77, io ho trovato un tecnico per il piano regolatore che contemporaneamente era incaricato tecnico di Riese, di Loria e di Godego. Perché? Perché i sindaci miei predecessori avevano deciso, senza fare cerimonie, senza costituire consorzi, hanno detto dobbiamo programmare insieme il nostro sviluppo, no? Il nostro sviluppo lo dobbiamo programmare insieme. Non facevano il consorzio ma nominavano un tecnico. Cioè andavano al sodo, senza fare tanti fronti. Adesso trovi sempre i sindaci in riunione perché hanno il consorzio di qua, il consorzio di là. Allora si discuteva, ci si metteva d'accordo. A Riese si inventa il consorzio. Dino De Poli. Prima, quello che abbiamo visto prima. Sì, Dino De Poli. il consorzio trasporti, la Tina Anselmi. Tina Anselmi è un'altra che risponde alle esigenze, cioè quando pensa alla riforma del... Uno là sotto che si chiama Tony Bisaglia, adesso lo vedremo un po' meglio, e io voglio arrivare a quell'immagine lì perché so che Tony Bisaglia era quello che praticamente aveva creato il modo per cui ad esempio il Consiglio dei Ministri si poteva fare non a Roma, all'interno dell'aereo. Raccontiamola. Questa era la democrazia cristiana, cioè la democrazia cristiana, quando comandava la democrazia cristiana, il Veneto contava.
Tant'è vero che passava appunto questa battuta che si poteva fare il Consiglio dei Ministri, il martedì mattina quando tutti i deputati andavano a Roma, si poteva chiudere l'aereo e dire facciamo il Consiglio dei Ministri, la maggioranza del governo è qua. Rumor ha fatto il Presidente del Consiglio 5 volte, Presidente del Consiglio Rumor Veneto 5 volte. Poi teniamo conto quante volte ha fatto il Ministro Ferrari Agradi, Caron, Latina Anselmi, Fabbri anche, quante volte ha fatto. Quindi allora era uno scandalo se in un governo non c'erano almeno 3 ministri veneti. Adesso invece arriviamo che abbiamo anche governi, anzi li abbiamo avuti recentemente senza nessun ministro veneto. Cioè questa locomotiva d'Italia può essere scarsamente rappresentata a Roma. E la cosa succede quando casca la Democrazia Cristiana e subentra anche la Lega. E qual è il limite, se vuoi, anche della Lega? Ecco, io volevo arrivare, perché adesso stiamo vedendo il passato, con una volta Tony Bisaglia, il potere, le cose di questo genere. Cos'è che adesso fa sì che questo Veneto non riesca a... Cioè, perché continuiamo a ragionare sull'autonomia del Veneto dopo un referendum, dopo la volontà di un territorio, dopo la volontà del popolo veneto espressa in maniera ampia e non ne veniamo fuori? Cioè, cos'è che ci manca a Roma a noi? Dunque, tanto ho visto Bisaglia. Bisaglia è stato l'ultimo grande capo doroteo del Veneto, capo del Veneto autonomo. Bisaglia voleva il Veneto autonomo e se fosse rimasto vivo io credo che l'avrebbe fatto. Ma anche Bernini voleva il Veneto autonomo. Bernini diceva sempre perché noi vogliamo essere regioni a statuto speciale. Dice no, noi vogliamo che tutta l'Italia sia composta di regioni a statuto speciale. Vogliamo l'autonomia che hanno tutti. Purtroppo è mancato nel momento giusto, ma dopo la sconfitta elettorale, lui l'aveva detto chiaro, l'alleanza col mondo cattolico non paga più, perché la gente ragiona con la sua testa oramai e non si fa più condizionare. Dobbiamo pensare ai ceti medi e al federalismo. Erano le due cose che lui ha detto, per uscire da questa situazione dobbiamo pensare ai ceti medi e al federalismo. Stiamo parlando di Tony Bisaglia o di Carlo Bernini? Di Tony Bisaglia in questo momento qua. Tony Bisaglia muore e l'erede diventa Bernini. Ma Bernini invece che fare la battaglia in autonomia si allea con Gava. E quindi lì anche se Bernini la battaglia la fa fino in fondo. E la prima proposta di statuto di autonomia veneta viene fatto nel 1984, in una delle ultime sedute del Consiglio regionale proposto dall'Università di Padova, si vota in Consiglio lo statuto per il Veneto federale. Poi la cosa si perde. Bernini era un grandissimo amministratore, senz'altro. Grandissimo amministratore, ma forse la capacità di parlare del Veneto in autonomia non è riuscito a portarla avanti. Ecco. Per di più allora c'era Latina Anselmi che faceva il ministro, però portando a casa quel che doveva portare a casa. I personaggi che allora governavano, c'era Bernini nel piano generale, ma per quanto riguarda il contatto con le persone non bisogna sottovalutare quello che ha fatto Menego Sartori a Castelfranco, e che si collocava a sinistra, e quello che ha fatto soprattutto Latina Anselmi. Nel momento in cui Castelfranco scoppia, l'industria di Castelfranco, noi dimentichiamo le 6.000 persone che tutte le mattine dei giorni lavorativi prendevano la Corriera e andavano su alla Sanremo o andavano alla Confitex di Castelfranco Veneto, erano 6.000 persone che si muovevano. Poi tutto questo sistema scoppia, no? Tutto questo sistema scoppia e vengono fuori i piccoli imprenditori veneti, perché non è che sia scoppiato e non resta niente, qualcosa era rimasto. E Latina Anselmi è preoccupata anche lei di questo discorso e inventa, tra l'altro, e fa la legge per le lavoranti a domicilio, per dare dignità alle lavoranti a domicilio. Ed è il momento in cui il Veneto fa il salto culturale. Le donne che vanno a lavorare e che portano a casa i soldi diventano autonome, soprattutto in famiglia, prima che all'esterno, no? È un cambio culturale non da poco. Il cambio culturale avviene allora,
quando le donne vanno a lavorare. Ecco, ma allora alla luce di questo passato, che presente dobbiamo vedere, che presente abbiamo e soprattutto che futuro possiamo pensare per questo Veneto? E qui, così mi hai fatto la domanda, ti rispondo alla domanda di prima, no? Cosa è successo dopo che va via la Democrazia Cristiana? Cioè arriva la Lega, grandi idee, Rocchetta e C. Ho visto che Rocchetta anche ieri l'altro si è pronunciato sul giornale, e arriva la Lega Veneta, ma la Lega Veneta nasce in Veneto, si sviluppa in Veneto. Nel 90 la Lega Veneta manda in Consiglio regionale 8 o 9 persone per la prima volta, no? Però chi comanda all'interno della Lega è la Lombardia, non è il Veneto. Continua anche adesso? Anche adesso? Leggiti la cosa, la mappa. È la Lombardia purtroppo, non il Veneto. Grandi idee in Veneto, grandi personaggi anche. Ma adesso le faccio una domanda forse un po' piccante. Cosa stiamo sbagliando a Venezia rispetto a Roma? No, io credo che dobbiamo parlare molto meno, cioè noi abbiamo la nostra cultura, l'ho detto prima, è la cultura dell'impegno, è la cultura del piccolo. Cioè noi siamo quelli che nel 1300 avevano le piccole industrie che lavoravano a Cavasso del Tomba, a Crespano, eccetera. Nel 1300 il primo follo per la lana documentato a Crespano è del 1322, quindi c'era tutto il lavoro a domicilio, c'era già allora, e portavano la lana a lavorare a Padova. Quindi noi siamo per il piccolo, no? Ma poi dovevamo ragionare anche in grande, collegarci di più e soprattutto parlare molto meno contro Roma, ma essere presenti a Roma noi, e questa è la realtà. Noi siamo poco presenti a Roma. Ma quando siamo presenti siamo sempre in veste un po' polemica, che non va la spesa perché siamo minoranza. E chi ha orecchie per intendere intenda. No, ma io, per carità, siamo bravissimi, però nella nostra bravura abbiamo perso le banche. No, ti pare poco? Abbiamo perso le nostre banche, non ci sono più. Prima dicevamo portavamo i soldi alle nostre banche, basta. Le nostre casse rurali per cui si sono trasformate perché dovevano trasformarsi. Ma questa è una tragedia, cioè dice che il Veneto conta molto meno di prima. E io credo che se dobbiamo fare la battaglia, abbiamo sbagliato forse a impostare la battaglia per l'autonomia, abbiamo sbagliato a impostarla sui soldi, perché è vero che adesso diciamo vogliamo le 23-27 competenze, ma quando siamo andati al referendum non abbiamo domandato le 23 competenze, abbiamo domandato più soldi. E quelli del Sud lo sanno. E d'altra parte, 2 anni fa è uscito un libro fatto da quello che dirige il Giornale del Sud, che è napoletano, e il libro è un librone così, è grosso, che è la grande balla. Non è il nord che mantiene il sud, ma è il sud che mantiene il nord. Cari politici del nord, sappiate che ci dovete più di 50 miliardi all'anno. Questo dice. Scritto nel libro. Beh, insomma, il nostro tempo è già finito, abbiamo fatto un decimo... Perché mi hai fatto parlare di tutte queste robe che non volevo, no? Vabbè, perché è così, quando si parte con un programma, quando si guardano delle immagini, quando si inizia un ragionamento, poi si arriva alla fine e i prossimi ragionamenti li faremo un'altra puntata. Grazie a Giampiero Favaro, grazie per questo passaggio e tutte queste storie raccontate, ci rivedremo molto presto con tanti altri spunti ancora. E adesso un passaggio di pubblicità e poi... Chiediamo scusa agli spettatori che abbiamo annoiato. No, assolutamente non chiediamo scusa. Assolutamente. Grazie, dopo la pubblicità passeremo invece a parlare di un veterinario che fa anche il sindaco. Bravo.
I lavoratori della sanità hanno dunque aperto le ostilità nella lunga settimana degli scioperi che investiranno non solo la sanità ma anche i voli e le ferrovie. Lo sciopero di oggi, indetto da CGIL, CISL e UIL, riguardava dunque il personale infermieristico e paramedico che vuole una maggiore professionalità riconosciuta, ossia una valorizzazione economica di tutte le professionalità legata ad un rilancio del servizio sanitario pubblico che dia risposte più adeguate al cittadino. Tale affermazione è emersa questa mattina nel corso di un'assemblea tenuta a Vicenza dai quadri sindacali del Veneto. La contrattazione sull'organizzazione del lavoro, l'articolazione degli orari, la riduzione a 36 ore settimanali e il part-time devono essere gli elementi necessari per trovare nel comparto nuovi posti di lavoro. Ma lo sciopero di stamani ha soddisfatto solo in parte i lavoratori, almeno da quanto siamo riusciti a raccogliere all'ingresso del Cafoncello a Treviso. State discutendo sullo sciopero? Sì, è uno sciopero che non è riuscito, insomma, come si doveva. Perché? Perché no, almeno non vedo che tutti quanti, la gran parte lavora, insomma. La gran parte lavora lo stesso. Dopo uno fa i suoi affari, può farlo benissimo. E come mai questo allora? Non so, dovrei chiedere a chi lavora? A chi lavora. Qui il lavoro purtroppo lavorano perché bisogna lavorare, ma chi organizza questo sciopero che sia organizzato migliormente, insomma, non così. Oggi è iniziato anche lo sciopero dei medici di famiglia che si faranno pagare le visite a domicilio e in ambulatorio. Quest'ultimo sciopero durerà fino a tutto domani. Oggi e domani sciopero anche nel settore dei biologi, chimici e fisici sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, visto che le trattative per il rinnovo del contratto procedono a rilento. Buonasera, continuiamo ad occuparci del mondo del lavoro e degli scioperi. Alla catena infatti degli scioperi è legato anche quello dei medici veterinari che si sono astenuti oggi dal lavoro. Lo sciopero dovrebbe terminare domani, ma è dell'ultima ora la notizia secondo la quale i veterinari sarebbero intenzionati ad uno sciopero bianco fino a tutto il mese di dicembre, dopo la decisione delle prefetture di Roma, Genova, Rimini e di quella di Vicenza di precettare gli stessi veterinari. Antonio Beato, buonasera, sindaco di Vittorio Veneto, però in questo caso, in questa prima parte, veterinario dell'USL dalla parte, diciamo così, sinistra Piave per molti anni. Ma il 9 dicembre dell'86 lei ha scioperato? Penso proprio di no. Molte volte all'epoca si annunciavano questi scioperi senza poi eseguirli. Eravamo all'epoca molto pochi perché tutta la vecchia US 12 di allora, i veterinari ufficiali ammontavano a 10 e eravamo ampiamente insufficienti per coprire il servizio, eravamo impegnati quotidianamente su un'enormità di attività, perché se il mondo poi si è evoluto e sono addirittura aumentate di tanto queste attività, già all'epoca erano molto corpose. Faccia conto che io ho iniziato nel comune di Vittorio associato a Revine, eravamo nell'81 e solo nel comune di Vittorio Veneto gli allevamenti con vacche, che hanno una certa tipologia di intervento nostro più importante, erano circa 600. Continueremo a parlare di questo viaggio, però volevo portarla indietro nel tempo perché ho scoperto, leggendo il suo curriculum, che lei parte dal liceo, lei ha fatto tra l'altro a Possagno, quindi c'entra poco con Vittorio Veneto, tanto è vero che io adesso le faccio vedere delle immagini iniziate il 18 di Possagno perché lei ha fatto scuola ai Padri Cavanis. Sì, è vero. Ecco. È vero. Bambino di 11 anni sono andato allievo interno appunto a fare prima le medie e poi il liceo in quel collegio. È stata un po' dura perché togliere un bambino da una famiglia di un paesetto e farlo ritrovare da solo ad arrangiarsi in un collegio molto rigido, poi fra l'altro dei Padri Cavanis, non è stato facile. Però lei li devo ringraziare, li ringrazierò sempre perché hanno dato molto, erano molto impegnati nella loro missione e ci hanno fatto soffrire ma ci hanno dato molto, li ringrazieremo sempre. Ecco, per lei però qui giocava un po' in casa perché lei aveva parenti qui Sì, infatti la scelta di quel collegio fu anche perché lì vicino abitavano i miei nonni che, guarda, vedo le immagini, avevano anche loro una fornace lì vicino, proprio in testa a quella collina da cui si ricavano le
la terra, dove si cava la terra per fare le pietre lì a Possagno, sotto Pederobba, località Curogna, lì avevano una fornace per cui per vicinanza già miei zii avevano frequentato quel collegio, ai miei sembrava buono, loro hanno fatto del loro meglio per darmi una buona scuola, io soffrivo e comunque poi alla fine... La prima domanda che le fa, allora a questo punto la domanda è, ma guardando la vita ai giovani di oggi, giovanissimi di oggi, Sì. un collegio come quello che ha affrontato lei, verrebbe spontaneo di dire ci vorrebbe un po', perché contrariamente all'epoca in cui le regole prevalevano ed era pesante seguirle, si capiva che andavano seguite, ci si abbassava a seguirle, oggi si fa un po' il contrario. E magari qualche effetto negativo lo stiamo vedendo di questo cambio di educazione, no? Appunto, ma volevo capire, qui chiedo ovviamente al sindaco, quanta difficoltà c'è a amministrare, diciamo così, una comunità guardando proprio ai giovani, nel senso mentre le persone adulte tutto sommato le regole le seguono, eccetera. Il divario che c'è tra noi adulti, anziani e i giovani è diventato enorme. I messaggi che una volta discendevano dalla scuola e dalla famiglia per andare a formare i giovani oggi quasi scompare sotto il rumore di fondo dell'altra messaggistica che arriva da fuori, dai social, dalla televisione, per cui questi giovani nostri, che per fortuna per la maggior parte dei casi sono dei bravi ragazzi che crescono anche bene, hanno ampi numeri di ragazzi che si perdono un pochettino, che non sanno usufruire di tutta la fortuna che hanno oggi, che sono ricchissimi di opportunità, sprecandole e magari perdendosi senza creare nulla che poi sarebbe di loro aiuto per la loro vita. Ci torneremo più avanti perché la seconda parte del suo intervento sarà proprio dedicata al ruolo da sindaco, però torniamo invece all'Antonio Miato, veterinario. Mentre con il nostro Alessandro Granziera vediamo l'inserto 20 che parla di una stalla, quindi entriamo, diciamo così, nel vivo della sua professione, vale la pena chiedere, ma dal liceo classico come si fa a diventare veterinario? Guardi che una volta il liceo classico era quello che produceva ingegneri, avvocati, medici, era il liceo classico, la fucina, no? Che ti preparava. E io sono anche abbastanza innamorato di quella scuola là, così, perché dico la professione si può imparare dopo, è importante che la filosofia, la storia dell'arte, le lingue antiche ti abituano tanto a ragionare e creano l'anima della persona. Sì, perché studiavate il greco, voglio dire. Sì, greco, e piace ancora. Ma tra l'altro il greco antico, neanche il greco. Sì, il greco antico, ma quello che sottende il greco antico, per esempio, nell'immaginario è talmente ricco che effettivamente ti fa pensare, ti fa ragionare, ti avvicina alla filosofia, ti avvicina ai valori veri della vita, quelli eterni, quelli che si riscontrano nelle tragedie greche, che si possono riscontrare gli stessi anche oggi. Quindi uno dice conviene fare prima una buona base culturale? No, conviene fare quello che uno vuole, per l'amor di Dio. Dopodiché il mio parere è che sarebbe importante intanto nell'arco dell'educazione delle persone creare tanto l'anima, aumentare la sensibilità, la capacità di ragionamento. È fondamentale, dopodiché un mestiere si impara anche dopo. I bravi ingegneri di una volta avevano fatto tutto il classico, non è necessario imparare la matematica profondamente prima, no? Ma allora, e lo stimolo per diventare veterinario e non ingegnere? Ma forse è stato proprio il collegio, perché quando è stato il momento di scegliere quale facoltà io avevo il problema di sceglierla, nel senso che, a dire appunto la verità, a me sarebbe piaciuto fare tutto, mi piaceva un po' tutto e ho scelto la veterinaria perché mi garantiva la possibilità di tornare al paesello, perché tanti anni in collegio mi avevano fatto soffrire tanto la mancanza della famiglia, dei miei posti, delle mie terre e così. La veterinaria mi avrebbe concesso di
fermarmi un pochettino attorno a casa, e effettivamente così è stato. Insomma, è stata una scelta di cuore più che di... Ma direi di sì, non che una veterinaria non mi piacesse, anzi proprio stiamo vedendo i bovini, era i bovini il campo in cui mi piaceva di più. Che tra l'altro E poi che mi so dà che un po' di nostalgia anche adesso. Perché... Che tra l'altro poi so che lei ha fatto anche delle pubblicazioni, perché poi ci sono stati anche degli studi. Oddio, sì, nell'arco professionale mi piaceva anche un po' indagare e tenere un po' conto delle cose che si trovavano, e alla fin fine fare i riassunti con delle ricerche finalizzate, ecco, a qualche accertamento che solo io potevo fare, che ero in campagna. Ma a casa sua come hanno preso il fatto che faceva il veterinario? Magari sperava che facesse l'insegnante magari. No, è stata presa bene, nel senso che la mia è una famiglia di campagna, il papà era commerciante di bovini, e quindi non è che mi distanziassi, era proprio una ricerca di tornare a casa, forse questa scelta. Commerciante oppure mediatore? Perché commerciante. Perché nelle comunità c'era il mediatore. Sì, esisteva anche il mediatore, certo. Sì. Commerciante. Allora, guardando questi bovini, la domanda viene spontanea. Nel corso dell'evoluzione, come è cambiata l'allevamento dal suo punto di vista? È cambiato dal punto di vista degli animali, perché è intervenuta in modo pesante la selezione. Quando ho cominciato io a fare il veterinario, faccio per fare un esempio, io quasi tutte le notti dovevo alzarmi per andare a fare i parti, e in carenza di cellulari, che non c'erano, mi capitava anche di farne 1, 2, 3 per notte dopo aver fatto la doccia e essere rientrato a letto. E quindi era pesantissimo come lavoro, ma la selezione che è stata applicata ha fatto sì che poi nei parti non ci fossero quasi più problemi, perché i vitelli oggi nascono più piccoli di quelli dell'epoca. Faccio fare un esempio banale. Dopodiché l'economia è cambiata, quelle 600 stalle che facevano da goccia per tante famiglie non sono più servite, i prezzi di mercato anche di prodotti hanno aiutato a far dismettere questo tipo di allevamento. Oggi gli allevamenti sono estremamente ridotti come numero, le produzioni sono sempre elevate, comunque insufficienti per la nostra comunità italiana, dobbiamo sempre importare tanto. Per fortuna nelle nostre zone abbiamo trovato una più che ottima sostituzione di fonte di reddito, che è dovuta al prosecco, al vino, che se non ci fosse quello avremmo i boschi a Treviso. Diciamo. Questo è un altro tema ancora. Sì. Senta, adesso io le faccio vedere con il nostro Alessandro Granziera l'inserto 21 e andiamo a San Zenone, che non è propriamente il suo territorio, però è carino perché abbiamo recuperato queste immagini che sono immagini di un'esposizione bovina ai bambini della scuola. Quindi l'insegnamento dell'agricoltura, l'insegnamento dell'allevamento, le regole della natura ai bambini. Allora c'era questo contatto diretto, adesso? Adesso non c'è più. All'epoca di quei bambini là che vediamo bellissimi che applaudono davanti ai bovini. 1983. Sì, ma gran parte di quelli a casa li avevano quei bovini e quindi gradivano anche esserci a vedere. Oggi avremmo occhi meravigliati di fronte ad animali così grandi magari, perché nessuno prima aveva avuto esperienza di questi meravigliosi bovini buoni, no? che ci aiutano, che ci accompagnano nella quotidianità. Allora, oggi non più. Ecco, ma vedendo queste immagini qua, cosa abbiamo perso? Ma abbiamo perso un contatto diretto con la natura, perché oggi credo che allevatori di bovini non si possono neanche più calcolare in termini percentuali, perché sono rarissimi quelli che lo fanno. All'epoca era elevata la quantità di famiglie che basava o si faceva aiutare nell'economia familiare dalla presenza bovina. Ripeto, solo a Vittorio Veneto c'erano 600 stalle. Senta, ma che soddisfazione c'è a far nascere un vitello? La soddisfazione di vedere il rilassamento generale, no, che si genera quando sei riuscito a risolvere il caso difficile. All'epoca mi riusciva anche abbastanza bene, avevo abbastanza soddisfazione.
praticamente tutti o quasi tutti chiamavano me in tutta la zona e questo comportava tanto lavoro ma anche tanta soddisfazione. Poi alle 3 di mattina ti servono il caffè, no, è finito tutto, è una cosa che ti resta dentro dopo. Però poi quando vedi un animale in sofferenza perché... Dio, sì, chiaro. Poi le dirò, i primi approcci che ho avuto a Vittorio Veneto, appena laureato, erano perché io mi adattavo a fare i tagli cesarei, cioè nei parti impossibili risolvevo con il taglio cesareo, che all'epoca nessun altro faceva là in zona. Era una faticaccia grande il farlo, si recuperava l'animale che tornava a riprodursi, a fare la sua vita normale e all'inizio mi piaceva anche farlo. Ecco. Ma il vitello riuscivate a recuperarlo? Sì, vitello e vacca, tutto. Sì, e però doveva stare a ricucire? Si ricuciva, naturalmente il giorno dopo le mani non si potevano neanche più chiudere perché le mani le hai passate in quei liquidi per cui si ammorbidiscono. I figli sono molto grossi, bisogna tirare tanto, avevi sempre le dita tagliate, no? da queste tensioni di... Pazzesca sta cosa. Sì. Però la soddisfazione di aver salvato la soddisfazione c'era, proprio perché la vedevi negli occhi delle famiglie dove operavi, ecco. Ecco, la sensazione di entrare in queste famiglie contadine. Un po' alla volta c'era la soddisfazione perché qualcuno magari approfittava della tua presenza anche per chiederti cose sue, come dividere le cose fra i figli, come entravi nella confidenza familiare, si fidavano di te e la soddisfazione era grande. Senta, da veterinario però non ci sono solo i bovini. Sì, ma all'epoca, diciamo così, si basava quasi tanto sul bovino, qualche raro allevamento di scrofe, di suini da carne. Però adesso io le faccio vedere un canile, perché poi adesso... Il canile, sì, là è per esempio un mondo che è cambiato tanto anche quello, perché a fine degli anni 70 il cane era considerato il cane. Poi è cresciuto nell'importanza specialmente di famiglie che si sono destrutturate, per cui con gente sola che molto spesso si affida al cane per avere un po' di compagnia. Ecco, questo qui è un canile dell'84 per intenderci, ed è sostanzialmente, qui ci sono cani abbandonati, ma il cane aveva un ruolo diverso. Sì, aveva un ruolo diverso, poi cosa vuole? Oggi con la microcippatura i cani sono riconoscibili. All'epoca quando cominciamo a microcipparli erano molto bassa, era bassa la percentuale di cani microcippati, poi con la rabbia siamo obbligato con più forza a mettere questi microchip. Oggi praticamente l'energismo da noi non esiste qualche cane che si perde e quasi sempre si recupera proprio grazie al microchip. Quindi queste scene qua sono scene d'epoca. Sono scene d'epoca. Volevo capire una cosa, ma secondo lei è cambiata la mentalità? Siamo cresciuti bene oppure questa, diciamo così, quasi mania dell'animale, della compagnia? No, diciamo che siamo cresciuti bene, la civiltà si misura anche nel rispetto che vediamo nelle persone anche per gli animali. Non è che perché sono animali bisogna abbandonarli o maltrattarli, anzi. Qua vedo molti cani ammalati, proprio perché non accuditi. Quindi bene che si sia cresciuti. Non mi piace pensare al cane che vada a supplire altri affetti che non ci sono. Ecco. Quindi ci sia anche il cane, sì, ma il cane al posto di un altro affetto magari più gradito, ecco, Ci sono vedove sole che arrivano col cane del marito maniacalmente attaccate all'animale in sostituzione di una figura umana che o gente è mancata, che non ha il coraggio di avere relazioni con gli umani. Come vede, i cani si fanno ben volere perché sono gli amici dell'uomo per antonomasia, no? Senta, ma preferisce i cani o i gatti? Io i cani. I cani? Sì. E il gatto si arrangia. Altra domanda, ma degli animali che si è trovato a dover curare, qual è quello più strano? Addirittura una volta mi hanno portato un serpente che aveva la tosse. Sì. È molto strana la cosa. O qualche volta quando arrivavano i circhi, ecco, c'erano gli animali selvatici,
alle volte mi è toccato anche di intervenire, ma sempre sporadicamente. Ecco. Il cavallo è un altro bell'animale, però là bisogna essere molto specialisti, specialmente per l'apparato locomotore, mentre mi piaceva molto dal punto di vista cardiorespiratorio. Il bovino a tutto tondo, quello mi piaceva trattarlo tutto. Ha un po' di nostalgia di quel capitolo. Sì, ma sai, alle volte non capisci bene se è nostalgia di tempi andati in cui eri più giovane o della professione vera e propria. Certamente del mondo che avevo conosciuto, specialmente quello di mezza collina, montagna, dove c'era un po' più difficoltà, ecco, da parte delle famiglie, quello mi è rimasto un po' dentro. E ho un po' di nostalgia, sì, di andare a trovare il lui, lei e le due vacchette, no? Che erano l'interesse della famiglia. È più difficile andare d'accordo con gli umani o con gli animali? Beh, con gli umani certamente. È più difficile? Sì, sì. Sì, Bene, allora noi adesso fermiamo per un po' di pubblicità e su questa affermazione riprendiamo perché salutiamo il veterinario e andiamo a incontrare invece il sindaco dopo la pubblicità. Addio Paolo e le semplici parole scritte sullo striscione posto in cima al municipio di Vittorio Veneto hanno costituito il commosso commiato dei compagni e degli amici di Paolo Cesca, giunti questo pomeriggio da tutta la sinistra Piave, ma anche da varie località della provincia, per porgergli l'estremo saluto. È stata una manifestazione di cordoglio profondamente sentito, con una vastissima partecipazione di folla, a testimonianza della stima e dell'affetto di cui lo scomparso godeva all'interno del Partito Comunista e del sindacato. Cesca, lo ricordiamo, era infatti persona molto nota per il suo impegno e la sua militanza politica. Giovanissimo, nel contrastato periodo del dopoguerra, aveva preso parte alle lotte contrattuali e alle battaglie per la terra dei Mezzadri nel Vittoriese. Aveva lavorato come operaio e aveva conosciuto l'esperienza dell'emigrazione, divenendo poi dirigente della Feder Mezzadri. Alla fine degli anni 60 lo chiamarono poi a dirigere la Camera del Lavoro di Vittorio Veneto e nell'80 divenne segretario della CGL della sinistra Piave. Infine nell'85 fu posto alla direzione del sindacato CGL Trasporti, venendo anche a ricoprire la carica di consigliere comunale del PC a Vittorio Veneto. 30 anni di solida milizia che gli sono stati riconosciuti oggi con l'omaggio di un imponente corteo che ha attraversato le vie del centro di Vittorio Veneto con le rappresentanze di sezioni del partito, comitati di fabbrica, del sindacato e delle organizzazioni partigiane. L'estremo saluto in un'atmosfera di severa compostezza, da cui trapelava tuttavia molta commozione, è avvenuto al cimitero comunale, dove la cerimonia funebre con rito civile, presente anche il sindaco Concas, si è conclusa. E siamo nel 1987, 8 gennaio, ho scelto questo servizio per parlare di Vittorio Veneto. Una Vittorio Veneto tutto sommato rossa in una provincia di Treviso bianca, in un Veneto bianchissimo. Sì, Vittorio Veneto si era distinta in passato, appunto in quegli anni, là, proprio perché prevaleva il pensiero socialista e associato anche al democristiano per tanti anni. Ecco, è stata una terra lavoro un po' particolare perché siamo addossati alla montagna con appunto bisogno di lavoro, tanta immigrazione, moltissima gente è andata, ha dovuto andarsene a lavorare all'estero, sono tornati a casa con la silicosi e quindi una terra dura, non era terra di pianura un po' più ricca, un po' più comoda. Non è che ci sia stato il grosso intervento ad esempio dei mezzadri, no? Perché prima abbiamo parlato del veterinario, quindi il collegamento con la terra, quindi con l'agricoltura, qui invece cominciamo a sentire il termine mezzadria, però anche meccanica. Cesca è entrato anche in fabbrica. Diventare, diciamo così, operai, magari alla Zanussi a quel tempo, alla Zopas addirittura, faceva cambiare un po' l'idea? Sì, forse anche quello, però l'apporto di quella tipologia di lavoratore su Vittorio Veneto percentualmente era inferiore rispetto ad altri comuni della pianura.
E allora c'è si stata partiva qualche da un'economia agricola molto più povera. molto più povera. Sì, Ecco, molto e più poi dura. ad esempio la presenza, perché io ricordo ad esempio sempre nel Vittoriese la forte presenza delle squadre partigiane, però le partigiane rosse. Sì, ma tenga conto anche logisticamente che si era a ridosso del Cansiglio, eravamo a ridosso delle zone più storicamente interessate da quel fenomeno di resistenza partigiana, e quindi è chiaro che là la componente socialista, comunista è stata importante più che se non in altre zone. Senta, ma la sua, diciamo così, esperienza adesso da sindaco, che è sfociata in esperienza da sindaco, da quando parte? Ma non lavoravo troppo per avere il modo, tempo per interessarmi di altro. Effettivamente il primissimo approccio mio fu a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, quando mi innamorai un pochettino di quei primi movimenti venetisti, no? Ti ricorderai, Sì, no? Beh, E Liga trovavamo i primi articoli nella nostra lingua, nel nostro, quello che dicono, dialetto, e quindi da là cominci a pensare un pochettino mi sono sempre interessato di storia patria, per cui già la storia di Venezia in sé ti accalora, no? E ti fa amare un pochettino la tua terra anche da quel punto di vista storico, evolutivo, per cui mi ero avvicinato un pochettino informalmente al mondo della politica. Dopo qualche amico mi ha contattato e sai che non si vuole far dispiacere a nessuno, e quindi ho provato questa esperienza politica che mi ha portato a fare il consigliere per 5 anni. E allora, visto che si parla di consigliere, facciamo vedere invece, Alessandro, un consiglio comunale di Vittorio Veneto dell'82, quando io non faceva il veterinario. Non facevo altro. Sì. Però facciamolo vedere, perché per far vedere insomma che poi alcuni voti rimangono comunque, perché adesso vedremo Ottavio Pasquotti, che pur non essendo più consigliere comunale è stato estremamente attivo, tra l'altro socialista. Annibale Tomasel, vedo. Ah, quindi pur non partecipando attivamente, insomma, un allevatore di Vittorio. Ah, ecco, l'avvocato Concas. Ecco. E allora questa esperienza parte con l'avvocato Concas, che era sindaco anche quando ci fu il Chernobyl, e quindi io come veterinario stavo un pochettino attento anche al latte e alle carni che producevamo, perché c'era tutta la problematica. Questo è un bello spunto, perché noi abbiamo diverso materiale su Chernobyl, quindi una delle prossime volte faremo una puntata dedicata proprio agli effetti di Chernobyl nel nostro territorio, compreso quello della zootecnia. All'epoca fu un po' difficile perché era un fenomeno assolutamente inatteso. Strutturalmente i servizi sanitari non erano dotati di misuratori di livelli di radioattività, eccetera. Avevamo pochissimi laboratori che lo facevano. Io cercavo di anticipare, mandando delle campionature mie che dovevano fare da indicatori. Ecco, la zona di Vittorio era abbastanza inquinata, sì, perché avevo mandato via decine di campioni di fieno prelevati nelle varie zone del Vittoriese proprio per quantificare la radioattività, e poi avevo fatto dei calcoli miei che ancora non si conoscevano sul tempo di dimezzamento biologico, perché il tempo di dimezzamento del cesio sono 30 anni, non è che ci puoi lavorare, però se vieni a determinare quanto tempo ci impiega a essere smaltito da un organismo, la carne fai il calcolo di quanto ce l'hai pulita. Quindi col mio macello, che all'epoca c'era anche il macello comunale, riuscivo a governare un pochettino il... Allora, perché dicono che in realtà Chernobyl non ha avuto grandi conseguenze, il fallout di Chernobyl? Io non è il mio mestiere, non sono un medico e quindi non mi addentro su quelle cose. Però da veterinario, dalle analisi che lei ha fatto a suo tempo, insomma... I dati di Vittorio erano superiori a quelli trasmessi dalla RAI quotidianamente. Ah sì? Sì. Specialmente nella zona Cozzuolo, zona Vittorio Sud, autostradale Vittorio Sud, quella lì è la zona più battuta. Più esposta.
Beh, vedi che ne parliamo di, come dire, di politica, invece cominciamo a parlare di amministrazione. Abbiamo visto il Consiglio Comunale di Vittorio Veneto, adesso invece sempre con il nostro Alessandro Granziera saltiamo a pie pari all'insetto 31, che è l'immagine di Vittorio Veneto degli anni 80, così la facciamo entrare un po' più nello spirito, diciamo così, di quel tempo, perché negli anni 80, come dire, Vittorio come la viveva? Lei era sempre in giro, però il rapporto invece con la politica e con l'amministrazione c'era, perché essendo veterinario... Ma all'inizio degli anni 80 nascono le ULS, prima molte attività erano comunali, c'era il veterinario comunale prima, poi con le ULS è cambiata l'organizzazione. Io ho vissuto proprio il momento di cambio di sistema. Diciamo così che come veterinario pubblico io avevo una linea diretta con l'amministrazione perché ero praticamente organo tecnico dell'amministrazione, quindi qualsiasi problematica di tipo sanitario o veterinario venivo interpellato per avere... E in quel tempo come vedeva sindaco, assessori, consiglieri? Ma li vedevo esclusivamente dal punto di vista tecnico-amministrativo. Qualcuno lo conoscevo così, ma anch'io stesso vivevo la campagna ma non vivevo la città, ero interamente occupato dal mio lavoro e quindi al di là di qualche conoscenza non è che vivessi in modo particolare la città. Guardando queste immagini qua, Vittorio Veneto in realtà non è cambiato tantissimo, almeno il cuore mi pare di capire, forse il giardino non ha più quelle... diciamo quella conformazione, però... No, è abbastanza, il giardino è abbastanza... rispettato, vedo tanti particolari che ancora oggi ci sono. Sono 43 anni, queste immagini sono dell'80, lo dimostrano anche le automobili, addirittura l'autoscuola con la pandina, prima serie, insomma è una discreta testimonianza. Comunque è molto bello vedere queste immagini qua. Sì, perché tra l'altro adesso non si può più il parco auto, ecco, ti dà l'epoca che si parcheggi davanti al municipio, non mi risulta si possa più fare. Le piazze erano diventati comodi parcheggi, con tante difficoltà cerchiamo di liberarle. Anche l'acqua della fontana mi pare che adesso la centellinate un po' di più, forse perché... sì, anche perché le fontane sono tanto più vecchie, avrebbero bisogno di grandi lavori per ripristinarle. Comunque riusciamo a farle funzionare lo stesso. Allora adesso la domanda è la vivibilità di Vittorio Veneto è cambiata nel corso del tempo? Io vado anche fuori Vittorio e mi rassereno quando torno a Vittorio. A Vittorio è un paese pugnace dove sembra che i problemi siano enormi, continui, diffusi, ma effettivamente a pensarci bene a Vittorio si sta molto bene. Siamo poco numerosi in un territorio fin troppo grande per noi, che è molto difficile amministrarlo con tutte le esigenze che ha un territorio grande, però per quello che si riesce di fare io direi che a Vittorio i servizi ci sono. Dice che è un paese per vecchi? Ma effettivamente non è che sia per vecchi, è che se l'intera popolazione si riversa sulle strade, le strade non sarebbero comunque piene, perché siamo effettivamente pochi per un territorio grande. La diminuzione della popolazione, la diminuzione delle nascite si vede un po' dappertutto, ci sono dei punti come Vittorio adesso che è particolarmente gravato da questa denatalità e quindi percentualmente la popolazione anziana cresce, però se va a vedere le statistiche degli ultimi anni ci sono anche altri comuni che si stanno affiancando e anzi ci stanno anche superando. Tentativi di rinverdire un pochettino la popolazione con classi inferiori d'età
Incentivando l'arrivo di giovani sarebbe coppie. esclusivamente un fenomeno di cannibalismo di un comune rispetto agli altri, perché questi siamo, non è che... Dice, beh, vado a portare via giovani Sì. dagli altri comuni. Cioè, a io portare ci qua. tolgo l'IMU a chi viene a abitare per 10 anni e alle giovani coppie, vabbè, le rubo agli altri comuni, non è che li inventi dal nulla. Beh sì, però bisognerebbe incentivare invece la natalità, ma penso questo che è sia un discorso il che deve tema, essere fatto è qualche anno molto fa, più non adesso. complesso e Senta, più generale. io visto che il tempo scivola via e ho un bel po' di roba da farle vedere ancora, le faccio vedere, adesso andiamo con l'inserto 28 Alessandro, perché le faccio vedere un panorama che non si può più vedere. Quindi sono immagini storiche proprio perché non si possono più vedere così. Questo è il passo Fadalto prima di arrivare al lago di Santa Croce e se vedete è senza l'autostrada. E qui la domanda è, l'autostrada più utile perché ha velocizzato, collegato Belluno eccetera, o più dannosa perché ha di fatto inaridito un'area, perché ad esempio qui Vala Pisina è sostanzialmente morta. È un segno della modernità. Se ben consideri la vitalità commerciale di un posto, si misura anche in termini di traffico, di presenza umana. Dove c'è un ponte su un fiume, là si accalcano le varie attività commerciali. Vittorio Veneto ha sempre avuto questa funzione di punto di passaggio, punto di controllo, punto di commercio, punto di gabella. È un passaggio obbligato e quindi sia la Valle Pisina con la statale prima che Serravalle, Strettoia ancora prima, diciamo così, o Coevo, hanno generato tanta economia, tanto sviluppo. È chiaro che togliendo questa valenza di passaggio obbligato, facilitando il transito o col traforo adesso o con l'autostrada prima, vanno a soffrirsi le attività commerciali collegate. La Valle Pisina è tecnicamente oggi finita con abbandono naturalmente di tante case, di tante abitazioni, di tanti immobili, tant'è che una delle operazioni che stiamo facendo adesso è quella di rivitalizzarla, almeno un po', recuperando quelle che sono certe sue valenze di interesse turistico, in modo da richiamarci la gente a fare qualcosa. Ecco appunto, cioè, è un buon motivo per prendere il Fadalto anziché l'autostrada, per uno che magari... Perché al di là del fatto che fanno le gare con le moto, e che non è cosa buona, perché... le gare con le moto, sulla statale? Sì, sulla statale, esatto. Sì, Fadalto, sì. È come il Costo, andare su Asiago, ci sono delle strade iconiche per cui... Ecco, questo che al di là del fatto che adesso questa strada viene utilizzata sostanzialmente dai motociclisti per fare le gare, cosa fate per riuscire a incentivare, diciamo, una specie di, non dico ritorno, ma comunque un passaggio dei prossimi guarda. Qui pieno di tedeschi, pieno di gente che si fermava, i ristoranti erano attivi, adesso tu passi, c'è proprio il perché non ci passa assoluto. Più nessuno? Tutto chiuso, abbandonato. Per forza. Guarda, ci sono delle cose interessanti in Valle Pisina. Ci sono i 3 laghi blu, c'è il lago Morto, c'è il lago del Restello, c'è il lago del Negrisiola, c'è anche il lago Usel. Sono 7 i laghi effettivamente presenti nella valle, tutti più o meno interessanti. Il lago Morto ha una spiaggia nella sua porzione a sud che è frequentato da migliaia di persone. Abbiamo un problema, cerchiamo adesso di pensare a qualcosa per fare dei parcheggi sufficienti perché è estremamente frequentato. Hai frequentato così tanto il lago Morto? Ho amici di Pederoba che mi hanno detto che loro vanno nella spiaggia del lago Morto. Cioè, rispetto a quello di Santa Croce che peculiarità ha? Cioè, è più piccolo di quello di Santa Croce, diciamo così, però è più facilmente raggiungibile da sud perché ci arrivi subito. È tranquillo, è dotato di una spiaggia, chiamiamola così, dove i bambini ci possono stare tranquillamente, famiglie intere ci passano le giornate. C'è stato mi pare un anno in cui avevamo anche organizzato un autobus che dal centro andava su e giù a portare la gente. Sono veramente migliaia di persone che ci vanno. È interessante questa cosa. Sì, poi il lago stesso è attorniato da un percorso che si può fare a piedi, molto bello.
A nord di questo avevamo iniziato ancora nel 2014 la realizzazione di un'area camper su richiesta specifica di camperisti che avevano intravisto la possibilità di fare un'area camper di tipo naturalistico. L'abbiamo fatta ma non finita, adesso appunto con l'intervento che facciamo finanziati del PNRR vediamo di finirla. Nell'area attigua dei cosiddetti laghi blu, molto bella, che è stata recuperata ancora anni fa. Adesso la rinnoviamo. Stiamo parlando di tutta l'area vicino alla centrale, mi pare di capire. Sì, quella che avevi fatto vedere prima, praticamente quella più a nord. E quindi fra i laghi blu che si recuperano, avevo tentato di recuperare, sempre col PNRR, anche una palestra di roccia che ha più di 130 vie già tracciate con chiodi già tutto a posto. Ma è stato impossibile farlo col PNRR perché una delle caratteristiche che devono avere gli interventi è che si devono fare su terreni che hai o in proprietà o in concessione. E siamo andati a vedere, ci sono un'infinità di proprietari all'estero, morti, non si capisce bene, non si riesce a avere un titolo di possibilità. Avreste anche una palestra di roccia di tutto rispetto. Sì, ma che attualmente se non facciamo un qualcosa per poter avere un titolo. Insomma, da fare concorrenza a Schiavenin. Sì. Da fare concorrenza a Schiavenin. Poi le centrali stesse sono visitabili e consiglierei a tutti di andarle a visitare perché sono opere d'arte all'interno. Sì, davvero. Ma visto che siamo nella discussione, volevo capire, ma chi ha fatto fare poi diventare sindaco? Perché uno che, al di là della passione politica, dell'idea di parlare veneto partendo dal greco antico. Non ho il carattere forte sufficiente per reggere bene la figura del sindaco. Erano molti anni che me lo chiedevano, coincideva il fatto che agli inizi di maggio 19 io andavo ufficialmente in pensione, per cui non sono stato capace di continuare a dir di no e quindi ho provato e ho fatto la mia parte, sono stato anche soddisfatto perché la gente ha risposto bene all'appello, sto cercando di fare del mio meglio, non da solo naturalmente con la mia squadra che è molto impegnata, in una realtà che è estremamente difficile. Ti dico, Vittorio è il comune più grande, ma questo cosa vuol dire? Della provincia intendo. Vuol dire che Vittorio di strade comunali ne ha 370 chilometri. Porca! Sì, tu sai che le strade hanno due lati, quindi moltiplica per 2 e 6 sfalcia. Ed è solo uno degli aspetti. Quasi 11.000 caditoie, vai a finire sul giornale quando piove una non funziona. E le altre 10.999 voglio dire che tutte. Come territorio, poi la parte collinare che è franosa, poi è città molto estesa, è piena di palazzi d'epoca, anche di proprietà comunale, musei, palazzi, chiese, fontane, 100 e rotte fontane. Per cui, un bel impegno altro che fare il veterinario. Vittorio meriterebbe di avere una popolazione quasi tripla per avere energie e poter sperare di tenere un po' in ordine tutto quanto. Vorrei dirlo anche ai miei concittadini, è impossibile che a Vittorio nessuna amministrazione riuscirebbe mai ad avere tutto in ordine. È troppo grande l'impegno. È troppo grande rispetto alle popolazioni. Troppo grande l'impegno. Bisognerebbe, non so, quantomeno far come si fa in Australia o sono appena stato in Canada, mio figlio, dove ciascuno tiene pulito fuori di casa sua. Quindi se tu hai un pezzo di lungostrada di proprietà lo tieni pulito, in modo da sgravare un pochettino l'amministrazione da certi incombenze. Qua tutte gravano sul comune, il comune è fatto di una popolazione relativamente ridotta rispetto all'impegno e quindi è tanto difficile. Insomma, in una parola, esperienza fatta ma non ripetere? Guarda, non vorrei più ripeterla perché poi cosa vuoi? L'anno prossimo avrò 71 anni. Largo i giovani. Largo i giovani, ce n'è di più bravi di me, per l'amor di Dio.
Grazie ad Antonio Miatto, sindaco di Vittorio Veneto e veterinario. Si chiude qui questa puntata della nostra storia e come sempre noi ci vediamo tra 7 giorni.